Allora, lui in carne, osso, occhiali e baffi, Renzo Tondo ce l'ha fatto grazie al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere qui con noi, visto che le province vanno a chiudere. Telefonata, buonasera. Sì, buonasera, telefono da Pordenone, mi chiamo Flavia. Buonasera Flavia. Buonasera. Allora, io volevo chiedere a Tondo, lei ha detto che bisogna fare ospedali che funzionino, ospedali grandi, allora bisogna togliere quelli piccoli. Mi dà una risposta giusta, perché non riesco a avere la risposta da qualcuno. Perché il pronto soccorso di Pordenone uno deve aspettare 4, 5, 6 ore? Beh, non solo devo dare una risposta, bisogna dire... non credo che sia così sempre, spero che ne sia accaduto una volta sola per caso. Io sto girando, sono arrivato in ritardo qui, certo perché c'era un problema sulla viabilità, ma perché sono partito dall'ospedale di Trieste, dove sono stato a visitare anche il pronto soccorso, e non mi risulta che questo sia un trend che accada sempre. Se è successo mi dispiace. Vorrei capire però anche la patologia a cui era caduta, perché se lei arriva all'ospedale e al pronto soccorso e aspetta qualche ora... Dipende se è un codice bianco. Ecco, perché che tipo di codice c'è, perché magari prima c'è stato un incidente stradale, io adesso non la so giustificare, ma sono sicuro che non si aspetta 5-6 ore, se non in determinate occasioni. Una volta si criticava il fatto che negli ospedali c'è una massa di persone non italiane. Succede ancora secondo lei? Ai pronti soccorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, così come credo in tutti i pronti soccorsi del nord, soprattutto nel nord-est, ci sono due ordini di problemi. Uno è quello che tecnicamente viene chiamato accesso improprio, cioè tante volte si va al pronto soccorso anche se non serve, oppure serve avere un elemento di sicurezza. Si dice vabbè, è caduto, si è fatto male, portiamo al pronto soccorso, magari non è nulla, ma è meglio che un medico lo visiti. Noi non ci accorgiamo che tante volte, facendo questa cosa che può sembrare utile ma non sempre lo è, magari portiamo via al posto qualcuno che ha più bisogno di noi. Questo bisogna che tutti i cittadini ci riflettano. Pensi che una percentuale altissima dei pronti soccorsi, degli accessi ai pronti soccorsi a Trieste, dove c'è una comunità vecchia, anziana, con problemi anche di patologie correlate all'alcol, sono fatte, e non solo, sono considerate improprie, cioè gente che viene portata lì dal vigile urbano che ti trova la sera su una panchina, e non è un problema del pronto soccorso, è un problema che non sa dove portarlo. Ecco, prima considerazione. La seconda